Vincenzo Russo, docente di psicologia del consumo e neuromarketing presso l'Università IULM di Milano, ci può spiegare il neuromarketing come influisce nel mercato del vino e del food in generale? Intanto diciamo che il neuromarketing è una nuova tecnica di misurazione delle emozioni. Siamo sempre stati abituati a chiedere alle persone che emozione sta provando, ma quando chiediamo un'emozione, che cosa si prova, non si sta misurando l'emozione ma la razionalizzazione dell'emozione. In realtà col neuromarketing, quindi con delle tecniche psicofisiologiche, per esempio un elettroencefalogramma o un misuratore del battito cardiaco, misuriamo direttamente l'emozione. È fondamentale per la comunicazione del vino, non solo per valutare che tipo di emozione un certo di vino può provocare, ma soprattutto che emozione c'è dietro un'immagine, dietro un claim, dietro un sito che racconta quel vino. E allora se vogliamo emozionare con la comunicazione del vino, non si può oggi non utilizzare le tecniche che le neuroscienze ci offrono per misurare quello che è sempre stato l'obiettivo di noi psicologi intercettare, che è l'emozione, perché l'emozione guida i comportamenti. Parlavamo prima di un set che avete creato ad hoc per stimolare anche delle parti del cervello, quindi a livello neurologico. Ce ne può parlare in anteprima? Noi nel nostro centro di ricerca in neuromarketing all'Università IULM abbiamo un laboratorio con tutta una serie di attrezzature che permettono di misurare tutti i parametri che sono collegati con l'emozione. Lo facciamo anche in giro, lo facciamo anche in queste fiere. All'entrata di questa manifestazione c'è una poltrona, quella che chiamiamo una mind chair, che è realizzata in collaborazione con il nostro partner che è la Mind Room di Vicenza. Cosa facciamo? Facciamo assaggiare dei vini e vediamo quale parte del cervello si attiva. Noi sappiamo che l'attivazione del prefrontale destro ha a che fare con un'emozione negativa, il prefrontale sinistro se si attiva vuol dire che l'emozione è positiva, indipendentemente da quello che ci dirà il nostro degustatore. E poi con altri strumenti misuriamo quello che si chiama l'arousal, quindi il battito cardiaco, la pressione arteriosa e la conduttanza cutanea. Indipendentemente da quello che ci dice il nostro degustatore, noi possiamo misurare che tipo di emozione c'è e se è alta o bassa.